con il sindaco di Portoviejo Mauro Veronesi, il piacere di questa intervista. E innanzitutto buongiorno sindaco. Abbiamo le distanze regolamentari, quindi se si vuole anche levare la mascherina. Un bilancio di questo 2020, un anno difficile sicuramente per il Polesine, per Portoviejo, per tutta la nazione. Come lo ha vissuto lei e come lo hanno vissuto i suoi concittadini? Allora sì, il 2020 credo, insomma, non credo di avere, non temo la smentita, credo sia stato l'annus horribilis per tutto il pianeta sostanzialmente. Ovviamente anche il nostro territorio ha dovuto fare i conti con una cosa, un fenomeno inaspettato, con un fenomeno subdolo, con qualcosa che non siamo abituati neanche lontanamente, non eravamo neanche lontanamente abituati a pensare. Perché fortunatamente secondo me ci stiamo anche un po' abituando al fatto di usare la mascherina, di stare chiusi in casa. Dico sfortunatamente perché sarebbe molto più bello avere la possibilità, la libertà di far sì che non sia così, però sappiamo che dobbiamo fare i conti con appunto un virus che non è stabile, un virus che non conosciamo e confidiamo molto ovviamente nella possibilità della vaccinazione, però nel frattempo i conti insomma dobbiamo farli con quello che ci è accaduto sinora. Per Portoviejo è stata, sì, non eravamo pronti, chiaramente, non era pronto nessuno. È stata un'esperienza che abbiamo completamente in divenire, resa possibile nella gestione dell'emergenza grazie ovviamente a quelle che sono quella che è la nostra struttura comunale, a quella che è la nostra struttura volontaristica, perché se non ci fossero stati, lo dico sempre, gli uomini della protezione civile non saremmo riusciti a fare dare quella vicinanza alla popolazione che siamo riusciti a dare, e se non ci fosse stato anche l'impegno di quanti nei momenti di lockdown sono venuti a lavorare, come parlo dei nostri dipendenti, ma parlo anche della sottoscritta e dei miei colleghi che in un momento di assoluto sconforto insomma cercavamo di mettere in piedi tutte le misure possibili. Questo sarebbe stato un anno estremamente importante, perché avremmo potuto è un anno in cui avremo sicuramente abbiamo lavorato tanto a livello di programmatorio e avremmo cominciato a vedere alcuni frutti li abbiamo visti ugualmente, perché penso alle occasioni culturali che avremmo avuto e che non abbiamo potuto avere, che non abbiamo cancellato ma che abbiamo rimandato. Penso alla stagione teatrale, penso al Beato per ragazzi, penso alla Fiera del Libro, ma penso anche, adesso qui siamo nel mio studio che si affaccia a Piazza della Repubblica, penso anche insomma le nostre luminarie, le piazze, in particolare Piazza Repubblica. L'anno scorso avevamo avuto un momento natalizio che insomma particolarmente bello, che ovviamente nel corso dell'anno avevamo immaginato di amplificare ancora di più, e quest'anno non c'è potuto essere, però insomma confidiamo nel Natale del 2021 per appunto riproporre tutte quelle manifestazioni, quegli incontri che non siamo riusciti a fare in quest'anno ormai, ma che appunto non abbiamo messo da parte. Il tessuto sociale ha tenuto, aveva appunto parlato lei delle associazioni, della protezione civile, eccetera. Motore economico del Basso Polesine, Portoviejo per definizione, molte industrie, molto commercio. Ha tenuto questo? Ha tenuto per merito degli imprenditori, per merito dei lavoratori, e per merito in realtà della caparbietà, della testardaggine che abbiamo come popolo, perché altrimenti in un momento di incertezza del genere avrei visto tanti chiudere. Il 2021 lei lo vede con buoni auspici? Il 2021 io me lo auguro con buoni auspici, lo auguro a tutti noi con buoni auspici. Guardi, noi abbiamo deciso come giunta, e quindi insomma di utilizzare una piccola parte di soldi che avevamo da parte alla fine dell'anno. Siamo riusciti a fare il bilancio per tempo, quindi abbiamo avuto appunto delle piccole economie e proprio per questo motivo abbiamo pensato anche che chi aveva avuto un bambino in questo 2020 era sicuramente una persona molto coraggiosa, e è una persona che andava ancora di più premiata e aiutata più che premiata, quindi avevamo pensato di
riservare un piccolo aiuto che è stato quantificato, credo, speriamo di arrivare, ma credo attualmente sono 250 euro a bambino, dovremmo arrivare a 300, però dobbiamo fare una piccola modifica, insomma, con quelli che abbiamo adesso sono come minimo 250 euro a bambino per tutti i piccoli che sono nati appunto e che continueranno, perché insomma abbiamo ancora un giorno insomma, a nascere in questo 2020, e chissà insomma che sia di aiuto e di sostegno a chi ha avuto comunque la gioia di avere un nuovo arrivato a casa. Che bello auspicio, che bella iniziativa, io faccio i miei personalissimi complimenti, la ringrazio, vedo che come tutti i portoviresi è agguerrita e ci crede molto nella sua città, questo penso faccia piacere a tutti i suoi concittadini, e da parte mia, da parte di Medaglia di Polesine, augurio di un 2021 decisamente migliore. E io vi auguro un 2021 che veda avverarsi tutti i vostri desideri, e vi lascio con un messaggio un biglietto d'auguri che che è il biglietto di un augurio di Natale di un signore che mi è particolarmente caro, perché mi è stato particolarmente vicino in questo periodo, e che mi ha scritto che adesso sorriderà perché ci sta guardando, che il 2021 ti porti tutto quello che ti ha tolto il 2020 e quindi insomma e questo lo dico anche ai miei concittadini, perché insomma che tutto quello che non ci è stato privato dal 2020, insomma nel 2021 ci arrivi con gli interessi, proprio perché siamo portoviresi, rilanciamo. Grazie, Grazie, auguri. Grazie a lei, buongiorno.